Oggi, lunedì 20 marzo, si è tenuta una conferenza stampa nella sala consiglio del municipio di Pieve di Soligo per presentare gli eventi che celebreranno la figura di Toti Dal Monte, grande soprano italiano nato a Mogliano Veneto 130 anni fa. Nel corso dell'anno diverse città come Mogliano Veneto e Pieve di Soligo organizzeranno eventi in onore dell'artista, tra cui una prima assoluta del docufilm Toti Dal Monte, una voce nel mondo, e un convegno che analizzerà la figura di Toti come artista e donna dalle mille risorse. Sì, per noi la sfida è stata quella di portare le maggiori istituzioni italiane a Pieve di Soligo, nei luoghi che furono di Toti Dal Monte, esattamente come la sua villa diventò un luogo internazionale a 130 anni dalla nascita di questo grande soprano, riconosciuto come uno dei grandi soprani, delle grandi voci del Novecento. Era importante portare qui le massime istituzioni italiane e quindi con una certa soddisfazione posso dire che avremo il 1° aprile per il convegno che abbiamo organizzato la direzione generale del Teatro alla Scala di Milano, che ci racconterà come Toti Dal Monte è diventata il soprano di Toscanini e quindi l'artista celebrata internazionale che conosciamo, e avremo il Gran Teatro La Fenice di Venezia, avremo il sovrintendente, il maestro Tombina e il direttore generale Andrea Eri, che ci racconteranno invece i rapporti tra Toti Dal Monte e la Fenice. Non solo, dalla biblioteca del Conservatorio sono emerse le pagelle della giovanissima Toti Dal Monte, pianista, ce le racconteranno Paolo Dacol e Silvio Urbani del Conservatorio, appunto Benedetto Marcello di Venezia. E infine il concorso Toti Dal Monte. Se Toti Dal Monte è una voce ancora celebre perché tante nuove generazioni di cantanti si ispirano a lei, e quindi avremo Stefano Canazza, direttore del teatro Mario del Monaco di Treviso, che promuove il concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte, e la presenza di Roberto Scandiuzzi, uno dei più grandi bassi italiani attuali, trevigiano, e membro della commissione Toti Dal Monte, che ci racconteranno il senso oggi di questo importante concorso. Inoltre ci saranno cene concerto, proiezione di film, la riedizione di un cioccolatino dedicato a Toti Dal Monte e l'istituzione di una borsa di studio universitaria per giovani ricercatori su Toti Dal Monte. Grazie alle nostre due città, ma devo dire grazie alla città di Pieve di Soligo che ci ha invitato e che ha fatto un po' da capofila in questo tentativo di ricordare in maniera adeguata ed importante una figlia per noi, una nipote per Pieve di Soligo. È una figura importantissima che può dare lustro e che deve essere celebrata non solo in questa occasione dei 130 anni, ma continuare a celebrare questa grande interprete del bel canto italiano. L'omaggio alla cantante è stato voluto e realizzato dalle città di Pieve di Soligo e Mogliano Veneto, con il contributo della provincia di Treviso, della regione del Veneto e la collaborazione di diverse associazioni musicali. Noi crediamo che la cultura sia un'esperienza importante e da condividere insieme alle persone, proprio anche per raccontare il nostro territorio. Quest'anno ricorrono appunto i 130 anni di nascita di Toti Dal Monte e la vogliamo ricordare in tutte le sfaccettature della sua personalità, da diva stellare che ha calcato i palcoscenici più importanti di tutto il mondo, ha incontrato personalità politiche e culturali straordinarie, alla cittadina che viveva in pienezza il suo territorio, e quindi alla buona cucina con il sodalizio con Lino Toffolin per la riscoperta e rilancio della cucina trevigiana e veneta, alla solidarietà con le persone più semplici. Una donna a tutto tondo, di straordinaria modernità e soprattutto che ci trasmette la sua grande gioia di vivere.